Guarda Italo. Buonasera a tutti e benvenuti nei nostri studi per questa diretta speciale dedicata al maltempo. Una settimana fa c'è stata questa mareggiata molto violenta, il titolo della trasmissione è La mareggiata del secolo, per rendere l'idea di un evento atmosferico senza precedenti che ha colpito tutta la Liguria, soprattutto il nostro territorio, con numerosi danni e tanti comuni che ancora in questo momento stanno facendo la conta delle problematiche e appunto dei danni da risolvere. Ne parliamo questa sera, racconteremo la notte di una settimana fa, quello che è accaduto, soprattutto anche le imprese che sono state colpite. Lo facciamo con i nostri ospiti in studio. Comincio dall'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Buonasera. Buonasera a voi. Grazie per essere qui in studio, è stata una giornata sicuramente molto difficile. Partiamo dal primo step, quello dell'incontro con il sottosegretario Giorgetti, prima qui nel Tigullio, poi l'incontro in prefettura. Come è andata? Beh, direi un incontro che è stato molto utile, soprattutto per fare il punto sulla dichiarazione di stato di emergenza che arriverà, sulle deroghe che devono assolutamente essere inserite in questo contesto, perché bisogna dare ai sindaci tutte le risposte anche in ambito normativo, e poi ovviamente anche per la parte economica. Abbiamo una rendicontazione che via via si aggiorna e purtroppo peggiora, come dire, la situazione delle richieste dei sindaci. Abbiamo anche riflettuto sul fatto che le difese a mare, che sono certamente servite anche dove non sono bastate, oggi in questo momento sono una delle priorità assolute per i sindaci delle zone costiere, perché quelle difese a mare difendono ovviamente anche gli abitati e le attività commerciali di questi territori. Quindi su questo un approfondimento che credo sia stato molto importante. Ringrazio anche il sottosegretario viceministro, anzi Rixi, che ha accompagnato il sottosegretario Giorgetti. Io ricordo che si può intervenire anche da casa attraverso il numero cellulare che vedete in sovrimpressione, con domande, con richieste. Naturalmente noi le rivolgeremo ai nostri ospiti. Ce ne sono altri 6 in studio, ve li presento, a cominciare dai sindaci dei comuni maggiormente colpiti. Siamo nel Tigullio occidentale, quindi Matteo Viacava, sindaco di Portofino, buonasera. Buonasera. Paolo Donadoni, primo cittadino a Santa Margherita Ligure. Buonasera. Carlo Bagnasco, Rapallo, buonasera. Buonasera, un E Franco Rocca, sindaco di Zoagli. Buonasera benvenuto a tutti. E poi abbiamo invitato Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia per Confindustria, buonasera. Buonasera. E il comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, Antonello Piras. Benvenuto. Cominciamo, potremmo dire, dalle buone notizie. È passata una settimana, tanto è stato fatto come lavoro per cercare di riprendersi da questa ondata di maltempo che dicevamo eccezionale. Partirei subito da Portofino, perché c'erano varie problematiche in corso di soluzione. Allora chiedevo al sindaco Viacava, una di queste era il gas, e pare che in giornata sia stata di soluzione. Oggi sorrido un pochettino, dopo giorni molto intensi, molto duri. L'energia elettrica è stata ripristinata quasi immediatamente. La problematica grande era quella del gas, perché la condotta che portava il gas a Portofino passava sotto la strada di collegamento tra Portofino, Paraggi e Santa Margherita, e ha troncato di netto la conduttura. Allora è stato un lavoro molto intenso, condotto da un insieme di fattori, di persone che hanno dato veramente una disponibilità incredibile, a partire dall'assessore regionale Giampedrone, il comandante della Capitaneria di Porto e l'ammiraglio Carlone, il sindaco di Santa Margherita Donadoni, perché questa condotta si trova poi nella strada che collega Portofino e Santa Margherita in territorio di Santa Margherita. Però c'è stato veramente un gran gioco di squadra, e pomeriggio alle ore 4, dopo una lunga mattinata con l'arrivo di un traghetto, che non era mai successo nel porto di Portofino, avere un traghetto di 60 metri, siamo riusciti a fare scendere dei camion con dei carrelli bombole portati a Paraggi e aver fatto un bypass che era stato preparato ieri, e finalmente alle 4 i portofinesi, le attività commerciali e soprattutto i nostri anziani, che avevamo provato a dirgli volete andare qualche giorno temporaneamente, i quali ci hanno risposto ma noi di qua ci abbiamo fatto la guerra, non c'era luce, non c'era gas, non avevamo da mangiare, noi di qua non ci spostiamo, piuttosto si muore nel nostro paese. Comunque è veramente una bella notizia, perché alle 4 siamo riusciti a ridare il gas quasi a tutto Portofino.
Bene, bene, poi torneremo anche sulle altre problematiche, ad esempio la viabilità alternativa. Chiederei al sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, invece le novità per il vostro comune, anche in questo caso tanto lavoro, abbiamo visto anche tanti giovani a dare una mano. Come amministrazione quali sono, ecco, i passi che state portando avanti in queste ore? Beh, è un lavoro continuo, un lavoro molto complesso, c'è stata una solidarietà da parte dei giovani, delle associazioni, delle forze dell'ordine strepitosa, però adesso stiamo facendo una conta importante di tutti i danni in collaborazione con la Regione Liguria, che colgo anche l'occasione che è qua l'assessore di ringraziarlo naturalmente per la presenza che ci ha dato e soprattutto anche per le soluzioni, però noi come sindaci oggi ci troviamo in serie difficoltà perché come ricordava il Presidente Totti oggi, per noi il turismo è una priorità e per noi la lotta è contro il tempo, perché l'estate è alle porte, non abbiamo uno stabilimento balneare, abbiamo un golfo che è scioccato a dir poco, che è stato naturalmente contaminato in una maniera pesante, che va bonificato e i miei timori sono proprio le tempistiche e soprattutto abbiamo noi il dovere di dare delle risposte ai lavoratori, perché benissimo lo yacht, ma sapete bene che dietro lo yacht c'è chi lavora all'interno dello yacht, che è fondamentale, c'è l'esercizio commerciale che è stato danneggiato, che non può più riaprire e queste persone poi l'indomani di questo battage pubblicitario che abbiamo avuto e tutto, ci sono i sindaci che devono dare delle risposte, perché quando finirà poi il Festival della Comunicazione, quindi penso che finirà fra una settimana, poi ci saranno i sindaci soli con i propri cittadini a spiegare che il finanziamento non è arrivato o forse arriverà. Quindi io invito la pubblica amministrazione nell'organizzarci e ricominciare da domani pensando cosa abbiamo nelle nostre casse naturalmente per riuscire a ripartire. Ecco, colgo l'occasione per chiedere all'assessore Gianpedrone, c'è un po' questo rischio che le istituzioni locali poi rimangano appunto sole da fronteggiare questi problemi. Beh, io adesso parlo anche un po' da sindaco, visto che l'ho fatto e so cosa provano in questi momenti e credo che questo non debba avvenire almeno nel dialogo e nella valutazione costruttiva di questa immensa emergenza fra regione e enti locali. Il nostro appello va al governo centrale e non lo facciamo mancare, non lo faremo mancare, credo adesso mentre scriviamo l'ordinanza proprio in queste ore, insieme ovviamente a tutti i ministeri coinvolti, e credo non debba assolutamente mancare in quella fase 2 che ripristinate le normali condizioni di vita non deve abbandonare i sindaci in primis, ma soprattutto anche le aziende, le attività produttive, le tante attività di ovviamente strutture ricettive che sono sul nostro territorio, perché questo è il nostro PIL, questo è uno dei must della Regione Liguria e credo che in questo senso i sindaci, che hanno già dimostrato una grande attenzione, un grande attaccamento ai propri territori in questi giorni veramente molto difficili, debbano essere assolutamente accompagnati per poter dare delle risposte. Un sindaco lasciato solo vuol dire lasciare soli tutti quei cittadini che sono evidentemente dietro il sindaco oppure davanti al sindaco, se li vogliamo considerare primi o ultimi, perché poi è veramente uno dei mestieri più belli del mondo ma anche molto difficile in queste condizioni. Lei diceva di far sentire la voce al governo centrale, domani un'altra occasione, ci sarà il ministro Toninelli alle 10 mi sembra a Rapallo. Beh, direi che viene innanzitutto, e mi voglio associare, l'ho già fatto pubblicamente, l'ha fatto il Presidente Totti, per ringraziare tutto il corpo delle capitanerie che ha svolto un lavoro enorme su tutto il territorio regionale, perché voi avete titolato molto bene la mareggiata del secolo. Io credo che non ci siano precedenti a cui possiamo, come dire, associare quello che è accaduto in Liguria, e se non è successo nulla di feriti in questa zona e ovviamente non contiamo vittime, almeno per la parte del centro levante della regione Liguria, lo dobbiamo anche al lavoro delle capitanerie. Il ministro Toninelli verrà per fare un punto sulla partita infrastrutture, ne abbiamo una in particolare che è la provinciale di collegamento fra Santa Margherita e Portofino, su cui abbiamo fatto già un confronto questa sera con Città Metropolitana. Credo che venga a rendersi conto di quanto è importante dare le risposte prima di tutto a chi è isolato. Non è Portofino, è un comune che è isolato, quindi si può chiamare con qualsiasi nome, ma il principio di protezione civile sta a significare che prima dobbiamo
andare a recuperare le persone che sono in questo momento isolate. Poi c'è un tema evidentemente di città e di area metropolitana genovese. Io gli consegnerò una scheda che ho già anticipato questa sera al sottosegretario Giorgetti e al viceministro Rixi, che ricomprende tutte le emergenze infrastrutturali della Liguria, dove ho inserito anche la protezione a mare che molti sindaci mi stanno chiedendo, perché ritengo che sia una delle valutazioni da inserire in questa prima emergenza, perché sono interventi che difendono i nostri abitanti. Ecco, magari poi ci ritorniamo su questo tema. Vorrei chiedere al sindaco di Santa Margherita Ligure, anche in questo caso il porto sventrato, ma i problemi anche alla viabilità. Si stava lavorando per riaprire il primo tratto, quello dall'Hotel Regina Elena, mi sembra la zona della Cervara. Si sta andando avanti in quella direzione? Sì, direi che la viabilità è quasi completamente ripristinata e anche il tratto che attualmente era escluso, che conduce fino a Punta Pedale all'inizio, fino alla Cervara più avanti, verrà riaperto a breve con un senso unico alternato, destinato però a una serie di mezzi individuati, cioè quelli di sicurezza, di servizio e gli abitanti della zona. A breve vuol dire all'incirca? Ma credo già la prossima settimana saremo in grado di aprirlo, probabilmente da domani già il primo tratto e entro fine settimana dalla prossima il secondo tratto. Sicuramente accennava al tema del porto, credo che abbiamo ripristinato una sostanziale vita ordinaria a Santa Margherita, seppure nei criteri minimi essenziali. Quello che ci residua adesso sono i grandi danni strutturali a strutture pubbliche, uno è il porto e l'altro è la strada per Paraggio Portofino. E credo che qui, come emergeva anche negli interventi che mi hanno preceduto, si pongono due grandi temi. Uno, il tema della sicurezza, perché la carenza del porto, come diceva il signor Giampedrone, della scogliera, della protezione, per Santa Margherita come per altre città, Rapallo in particolare, condividiamo questa esigenza urgente. Il porto rappresentava anche una tutela del centro cittadino, dell'area mare della città. Oggi la mancanza del porto spezzata in due e della scogliera protezione espone completamente la città a qualunque tipo di nuova mareggiata. Quindi un tema di sicurezza. Il secondo tema invece è un tema che è fondamentale sul tema del lavoro, cioè se non ripristiniamo la strada per Paraggio Portofino, ecco che tantissime attività commerciali, ricettive, produttive con la prossima stagione estiva avranno dei grandissimi problemi e lì lavorano migliaia di persone. Quindi si pone l'urgenza per salvaguardare quella che non è soltanto la stagione turistica, ma che è un impianto produttivo locale. Certo. A Zoagli adesso, dove come sapete la passeggiata a mare, sia il tratto di Levante che quello di Ponente, è stata completamente distrutta dalla mareggiata e non solo. Sindaco, state contando ancora i danni, immagino? Allora, i danni noi domani mattina con un drone, perché non possiamo andare da tutte le parti e dal mare non ci ha ancora permesso di andare a fare i sopralluoghi. Sappiamo che è tutta distrutta, ma non rotta, è proprio distrutta dalla base. Con un drone domani mattina faremo il sopralluogo, diciamo, visivo per farsi una realtà delle cose. Sicuramente la perdita della passeggiata a mare a Zoagli è una cosa molto molto importante, perché Zoagli senza passeggiata a mare è morto, è finito. Poi ci sono i danni, 4 stabilimenti balneari con ristorante devastati, e questo mette ancora in crisi gli aspetti, diciamo, turistici, perché la ricettività degli stabilimenti balneari, la passeggiata a mare fa un contorno specifico per quanto riguarda la vita di Zoagli. Io ritengo che ci sono delle priorità, e l'ho già detto, la priorità della strada per diciamo, Portofino è una forma anche di servizio verso gli altri comuni, perché Portofino per noi è molto importante, perché venire dei turisti che vengono a Rapallo poi vanno a Portofino, certo. A Santa Margherita vanno a Portofino, Zoagli vanno a Portofino, perciò è un punto di recettività molto, molto, molto importante. Però per noi un comune di 2500 abitanti con tante seconde case, con delle persone diciamo di alta caratura, va dato la passeggiata, e sono un attimo
perplesso perché era una passeggiata inserita nella Falesia in modo unico, sembrava una cosa naturale. Adesso rifarla, e bisogna farlo uguale, però rifarla, la manualità dei professionisti che l'hanno fatta anni fa, meno le ultimi pezzi che abbiamo fatto nel 2000-2005, che tra l'altro sono rimasti in piedi quelli. Sicuramente ci sono dei ragionamenti per il futuro da fare, c'è un po' di difesa, perplessità, naturalmente sotto l'aspetto caratteriale mi conosco, poi dopo un po' di riflessione esce una determinazione che l'amico Gian Pedrone, che dobbiamo ringraziare tutti e io in particolare per quello che ha fatto anche lo scorso anno. Naturalmente ne approfitto per ringraziare le forze dell'ordine che sono state splendide e la protezione civile. Forze dell'ordine che hanno permesso anche di salvare tante persone, tanti diportisti che si sono trovati in difficoltà, ad esempio nel porto di Rapallo. Allora ci interrompiamo un attimo perché così andiamo a sentire la testimonianza di Luca Canessa, che è il comandante di uno yacht e che racconta proprio quelle ore drammatiche nella notte tra lunedì e martedì. Allora andiamo a sentire questa testimonianza e poi ci ritroviamo in studio, così possiamo affrontare gli altri temi. Lunedì scorso, quando la violenza del mare ha distrutto l'approdo, una parte del muro di contenimento, lei dove si trovava? In quel momento lì precisamente era a bordo, come del resto da tutta la giornata, e quindi da lì eravamo già isolati, via diciamo terra, a piedi non si poteva passare. Perché siete rimasti a bordo? Perché è usanza, giustamente noi siamo l'equipaggio, siamo pagati per tenere in ordine, per pulire, per tenere manutentata la barca e anche per proteggerla. Abbiamo visto le onde, io ho anche fatto un sacco di foto, di video durante la mattinata, ma nessuno mai pensava a una roba del genere. C'è stato un momento in cui si è sentito in pericolo anche per la propria vita? Assolutamente sì, dal momento che abbiamo dovuto abbandonare la nave e ci siamo ritrovati tutti in banchina per quello che rimaneva. La fortuna che quel molo lì era longitudinale alla direzione delle onde, quindi non aveva un impatto come la diga che era orizzontale, quindi ostruiva lo sfogo di questi cavalloni qua. Però tutto quello che era intorno, che era diciamo amovibile, volava, era una roba allucinante. Pensi solo che i San Pietrini, quei cubetti che peseranno 2-3 kg l'uno, non so il peso specifico, ma sono affogati nella sabbia, ogni ondata partivano come delle granate, cioè venivano fuori e quindi ci picchiavano in ogni dove, pericolosissimo, al buio, senza corrente. Era una situazione abbastanza difficile, sì, devo dire. Poi l'acqua di mare era caldissima stranamente per la stagione e per l'evento, ecco. Però l'aria era fredda e quando l'onda, dopo che ci picchiava addosso, andava via, faceva la risacca, tornava via, eravamo abbastanza diciamo infreddoliti, e qualcheduno aveva avuto un inizio di ipotermia. Siete riusciti a mettervi in salvo da solo o c'è stato qualcuno che vi ha aiutato anche? No, allora le dico questo, ci siamo aiutati uno con l'altro fra di noi, eravamo una ventina, 21 persone, e molti alcuni erano in panico, alcuni sapevano bene cosa fare e abbiamo unito le forze e ci siamo aiutati. Io personalmente ho trovato una grossa drizza, una grossa cima lunga che proveniva dall'imbarcazione Saqqara, e ho legato questa cima qua lunga, ho fatto una specie di lifeline come si mettono nelle barche a vela da popa a prua quando si fanno le traversate oceaniche con mare grosso, e l'ho legato a questi pilastri della luce che ci sono, no? lì diciamo sul porto dove ci sono i parcheggi delle auto, e da lì a gruppi di 3 o 4 stavamo tutti attaccati a questa cima qua per resistere alle onde. Però
stavamo anche attenti a non farci venire addosso delle barche, perché comunque l'alta marea era tanta, le barche passavano attraverso il molo, c'erano delle auto, un parcheggio che andavano avanti e indietro, e barchette, pezzi di legno, rottami, comunque c'era di tutto il mare ed era abbastanza pericoloso. Per quanto tempo siete stati in questa situazione? Guardi, in banchina sugli scogli praticamente dalle 9:15 fino alle 2 passate, che sono arrivati i vigili del fuoco con un gommone di fortuna e 2 o 3 alla volta ci hanno portato avanti e indietro con molte difficoltà, perché detta così sembra facile, ma è stato molto difficile anche l'evacuazione. Ora l'imbarcazione Chocolate in che stato si trova? L'imbarcazione purtroppo, come quasi tutte, è arenata sugli scogli, anzi per lo più sul moletto proprio dove c'è il castello di Rapallo, ed è in piedi, è metà sul secco, metà sul bagnasciuga, in condizioni disastrate. Penso che sia irrecuperabile. Lei si figuri che sono 300 passabarche, la metà hanno un equipaggio minimo di una persona minimo, e quindi può ben capire che è proprio un disastro totale. Con che nota di speranza ci lasciamo? Insomma, in qualche modo comunque avete salvato la vita, che è la cosa più importante. Ora probabilmente serviranno delle misure anche per poter ripristinare questa struttura. Allora, la mia cosa principale è che la vita non ha nessun tipo di prezzo, poi le cose materiali vengono dopo, perché comunque è giusto che ci siano anche quelli che piangono i propri mezzi, le proprie cose, e che rivendicano il proprio lavoro, qualsiasi cosa, ma da questa disavventura ne dobbiamo trarre, far tesoro e capire come poter costruire e proteggere queste strutture in modo più adeguato, con strutture molto più solide e costruite diversamente, perché il clima è cambiato, le strutture vanno adeguate in base a questi eventi straordinari. E l'importante, ripeto, è che non si è fatto male nessuno. Proseguiamo in studio con la nostra diretta. Avete sentito in precedenza le problematiche che sono state raccolte dai sindaci. Allora una domanda veloce all'assessore Giampedrone. La questione dei fondi adesso è prioritaria, sicuramente molto difficile, anche la Regione farà la sua parte. In che modo? Cosa si può fare? La questione dei fondi è prioritaria perché è necessario dare quelle risposte di cui stiamo discutendo. Mi fa piacere che il comandante dello yacht abbia chiuso dicendo la vita non ha prezzo, perché questo è, come dire, succo della nostra attività di protezione civile, quindi salvare le persone è certamente il nostro compito principale. Poi però bisogna dare delle risposte a queste emergenze in termini economici. Abbiamo fatto un primo elenco speditivo che è intorno ai 20 milioni di richieste al governo, aggiungendo le protezioni a mare credo che la cifra diventerà molto più importante. Io credo che il governo debba fare la propria parte, anche provando a lasciare ai sindaci che hanno risorse che vengono vincolate dallo Stato centrale in disponibilità dei comuni stessi. Non è una sola soluzione che va messa in campo per provare a rispondere a questa emergenza. Noi lo faremo con tutto ciò che abbiamo in campo, cioè quei 5 milioni di accise che facevano capo ad altre emergenze che dirigeremo su questa purtroppo nuova grande ondata di maltempo, e se ce lo concederà il governo anche con le future accise che per noi cubano 7 milioni di euro, che un po' impropriamente il governo aveva cassato di fronte all'emergenza del Morandi di Genova, ma che credo con lungimiranza e anche con capacità, come dire, di tornare indietro rispetto a un provvedimento importante ci vorrà concedere adesso in questa nuova emergenza. C'è un grave problema che riguarda il futuro occupazionale di tantissime persone sul territorio, ed è quella che riguarda i balneari. Non c'è solamente il Tigullio coinvolto, ma ne parliamo con Fabrizio Ricordari, che è il presidente di Asso Balneari Italia per Confindustria ed è anche il concessionario dei bagni Aldebaran che si trovano a Cavi di Lavagna e che peraltro sono stati danneggiati. Ci può fare un quadro complessivo della situazione che riguarda la categoria? Ma sì, la situazione è una situazione che prima era difficile, oggi invece con gli eventi calamitosi che hanno investito principalmente la Liguria ma anche tante altre regioni d'Italia è diventata drammatica. È diventata drammatica perché i danni
che si sono registrati a tutte le strutture turistico-balneari sono danni molto molto importanti. Parliamo di imprese, di aziende che sono per il territorio nel quale operano il volano dell'economia locale, perché lo stabilimento balneare è la prima attività che richiama comunque il turista, quando poi il turismo è la risorsa principale del territorio. Questo avviene in tutta Italia, ma oggi parliamo della Liguria e del nostro Tigullio, che è stato interessato da questa violentissima mareggiata, e noi ci ritroviamo in una situazione di assoluta incertezza, perché abbiamo, come noto, una spada di Damocle sulla testa, che è quella della direttiva Bolkestein, dove peraltro la regione Liguria è stata l'unica regione d'Italia a legiferare in materia a favore della categoria, perché ha capito l'importanza che riveste il comparto economico balneare per la sua regione, e ha legiferato in materia tutelando, con 2 leggi specifiche, tutelando le imprese balneari, che purtroppo queste leggi sono state però impugnate dal governo perché dichiarate non costituzionali. Ma questo a noi impedisce di poter pianificare e effettuare degli investimenti. La progettualità. Ma proprio anche effettuare degli investimenti, dei piani economici per ricostruire. Chi parla ha visto distrutta da questa mareggiata la propria attività. Stiamo vedendo proprio le immagini della struttura. Devo fare dei conti sapendo che dovrò investire parecchie centinaia di migliaia di euro. Per quanto tempo da ammortizzare? Per 1 anno e mezzo? Cioè, sarebbe un folle uno che fa un piano economico impostato in questi termini. Sono molto, molto d'accordo su quello che ho sentito dire dal sindaco Bagnasco, perché ha il senso pratico della situazione. Cioè, qui adesso abbiamo i fari puntati, abbiamo i media che si stanno occupando di questa questione. Poi un vecchio detto diceva: passata la festa, gabbato lo santo, perché poi si ritroveranno i sindaci che si trovano da una parte con i cittadini che gli chiederanno delle risposte e avere contezza di quelli che sono stati gli impegni presi, però con l'impossibilità di operare, perché comunque si tratta soltanto di risorse economiche, perché se ci fossero i soldi per mettere a posto tutto ci si mette lì e si fanno le cose, per poi dopo non pensare agli aspetti burocratici, perché dobbiamo anche fare i conti con tutte quelle che sono le burocrazie che sono dietro alla ricostruzione di un qualche cosa. Ora, io non parlo solo come balneare, ma mi sento in questo contesto di esprimere anche un po' il sentimento di tutti gli operatori economici che nel territorio sono stati colpiti da questa situazione, dai ristoratori, dagli albergatori, dai commercianti, dai pubblici esercizi, cioè da tutti quanti che devono riniziare, devono mettere mano al portafoglio e mettere mano al portafoglio con che impegno economico e quali saranno poi le possibilità di avere dei contributi per aiutare queste imprese a rialzare la testa? Citava il sindaco di Rapallo, tornerei a fare una domanda a sindaco Bagnasco relativo al porto. Lei si sente di dire che questo porto ha salvato Rapallo, oppure questa struttura è stata insufficiente, come dire, a reggere a questa mareggiata? No, questo porto ha salvato assolutamente Rapallo. Perché forse si dice poco. Sì, si dice poco, si ha confusione, non si fanno delle valutazioni giuste in maniera obiettiva. Poi il giorno dopo vede queste tragedie, sono tutti ingegneri idraulici. È come dopo la nazionale, no? Sono tutti CT, mister e danno la formazione corretta. Invece così non è, ci sono degli studi molto precisi da fare, è una materia molto molto delicata, che attende fior di studi e di valutazioni molto obiettive su com'era la giornata, cosa è successo in quel porto. Io naturalmente non ho la competenza di esprimermi, perché io sono un semplicissimo farmacista, di conseguenza mai direi. Io posso dire che senza porto
Rapallo si sarebbe trovato in una situazione completamente diversa. Ma non lo dice il sindaco Bagnasco, ma lo dicono le immagini di una Rapallo priva di porto, quando queste mareggiate avrebbero invaso il centro cittadino portando l'acqua. Quindi ben venga il porto di Rapallo che ha protetto Rapallo. Cosa diversa è che questo porto, lei mi dica, deve essere ricostruito così, io dico no. Questa è un'altra partita, ma ricordiamoci anche che questo porto è stato costruito negli anni 50, poi è stato modificato di 18 anni fa circa, ma l'evoluzione da allora a oggi è cambiata. Guardi, glielo chiedevo proprio perché mi dicono dalla regia che è in linea la direttrice del porto Carlo Riva, Marina Scarpino, che ci sta ascoltando. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto le volevo chiedere come stanno andando avanti le operazioni, un po' di recupero dei danni che hanno interessato il Carlo Riva. Bene, allora a pochi giorni dall'evento terribile, direi che insomma abbiamo messo ordine. Siamo riusciti a far partire tutte le imbarcazioni che erano ancora, diciamo, galleggianti e che potevano lasciare il porto in maniera autonoma, e quindi le imbarcazioni sono finalmente in cantiere, pronte per essere rimesse a posto e speriamo in breve per ritornare presto nel nostro Tigullio. Certo. Oggi avete avuto un incontro con dei periti, come è andata? Vi hanno dato delle buone risposte? Ma direi che prima di tutto abbiamo verificato che la mantellata, quindi non il muro, ma stiamo parlando proprio della massicciata, quindi dell'insieme dei massi naturali che erano messi nel lontano anni 70 a difesa del porto, e la diga quindi ha retto, il piede della diga è ancora in buone condizioni, e di conseguenza, proprio grazie a questa informazione che abbiamo avuto oggi, riteniamo di poter immediatamente, a breve, proprio anche probabilmente nella prossima settimana, iniziare a fare arrivare i massi per diciamo ripristinare la sicurezza del porto. E questo cosa ci consentirà? Ci consentirà di poter mantenere tutti gli ormeggi del Molo Langano attivi, il centro commerciale attivo, ma soprattutto di consentire agli operatori economici della città, al porto pubblico, di andare avanti anche nella prossima stagione estiva. Questo è assolutamente importante. Il nostro porto sarà ovviamente ridotto, perché avremo circa 50-60 ormeggi a disposizione dei nostri clienti, ma questo ci consente di dire che il porto Carlo Riva va avanti e avremo il tempo necessario per poi far approvare il progetto di una diga che dovrà tenere conto dei futuri eventi straordinari, che oggi non sono più onde da 7,5 metri, per cui è stato costruito il porto e la massicciata e il muro paraonde, ma bensì dobbiamo tenere conto che potremo avere eventi addirittura caraibici, quindi onde oltre i 10 metri di altezza. Naturalmente il progetto dovrà essere fatto con grande attenzione. La famiglia Riva è pronta dal primo giorno alla ricostruzione e a fare tutto quanto necessario, perché è un dovere che ha nei confronti, e se l'è sentita fin dal primo giorno, nei confronti di tutti i clienti, soprattutto di tutti coloro che lavorano a Rapallo, perché anche se noi siamo assolutamente un punto di riferimento del territorio e l'abbiamo sempre saputo, noi oltre ai nostri 20 dipendenti ci sono tutti i marinai che lavorano sulle imbarcazioni, tutti gli operatori economici, e grazie al sindaco Carlo che appunto ci ha sostenuti in questi duri giorni, noi lo vogliamo ringraziare, e vogliamo ringraziare comunque tutti coloro che hanno lavorato vicino a noi e che devono continuare a lavorare con noi, perché quello che noi dobbiamo infondere è la fiducia che il porto di Rapallo comunque è una cittadina pronta a riaccogliere quello che è la risorsa più importante, che è il turismo. Certo. I clienti del porto ci stanno dando tutto il loro appoggio e tutti ci dicono: ma quando è che potremo ritornare in porto? Quindi già il fatto che oggi abbiamo avuto, diciamo, la
tranquillità, anche se dobbiamo ovviamente mettere in sicurezza e iniziare a portare più massi possibili per mettere in sicurezza la diga, ma il fatto di poter dire che una 50, 60 ormeggi potranno di nuovo accogliere le imbarcazioni che oggi sono partite per i cantieri, per noi è molto importante. Certo. E lavorare insieme a coloro che gestiscono i pontili galleggianti e che di conseguenza potranno togliere anche un po' di imbarcazioni dei nostri clienti che devono ritornare al più presto a Rapallo. Ecco, direttrice, un'ultima domanda velocissima: che cosa si sente di dire su questo esposto di cui è arrivata notizia oggi del Codacons sull'utilizzo di un certo tipo di cemento sulla massicciata appunto del porto, che non era di cemento armato, dicono, ecco. Ma guardi, io penso che tutti hanno il diritto di poter andare avanti per esprimere e far valere le loro idee e il loro credo. Io penso che non ci sia bisogno di dire niente, parlerà chiaro i tecnici, parleranno chiaro il fatto che le assicurazioni già oggi ci hanno detto che ovviamente sono pronte a darci i primi fondi per poter iniziare i lavori, e di conseguenza che faccia giustamente, se qualcuno ritiene di andare avanti in un'azione per cercare di far passare un certo tipo di notizia, che lo faccia. Poi ovviamente la verità viene sempre fuori e di conseguenza io sono assolutamente serena, come la famiglia Riva è assolutamente serena. Bene, grazie direttrice, grazie per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Tra le forze dell'ordine appunto che sono intervenute, naturalmente la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, che sta lavorando a stretto contatto con i sindaci di cui avete sentito le testimonianze. Chiederei allora intanto al comandante Piras anche quali problemi avete avuto voi come strutture, quindi un'emergenza nell'emergenza anche, potremmo dire. Sì, assolutamente. Oggi tra l'altro ha avuto modo di sottolineare questo aspetto anche il vice ministro Rixi, perché l'evento assolutamente straordinario ha colpito gravemente anche la sede della Capitaneria di Porto dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure. Questo ha comportato non pochi problemi, perché ha di fatto limitato notevolmente anche le capacità operative, no? Perché ci siamo ritrovati già dalle 20:30 circa sprovvisti di alimentazione elettrica. Di fatto siamo riusciti a coordinare i soccorsi, che comunque sono andati avanti regolarmente, attraverso il generatore di emergenza, anch'esso poi divelto dalla successiva ondata. Questo quindi che cosa ha comportato? Ha comportato che il nostro personale si è dovuto esporre ad ulteriori rischi, perché avere una capacità di comunicazione anche ridotta rispetto al comando di appartenenza comporta di fatto come sentirsi soli, no? Come dover andare a tastoni nel buio, e quindi ha richiesto maggiormente il ricorso alla professionalità e soprattutto al coraggio. Fermo restando che ritengo che, visto che è stato sottolineato più volte, che dobbiamo ritenerci fortunati per il fatto che un evento del genere con questa violenza abbia comunque portato al risultato di non avere non solo nessuna persona appunto deceduta, ma neanche nessun ferito. Ritengo che ci sia anche qualcos'altro, no? Oltre alla professionalità. Certo. Bisogna essere comunque anche umili da questo punto di vista, perché per quanto uno si possa impegnare, chi era presente quella sera sa bene che quelle onde è difficile vincerle soltanto con il coraggio e la professionalità, no? Quindi poi ognuno di noi chiaramente è libero di dare una giustificazione a ciò che è accaduto, però certo, penso che anche questo aspetto non debba essere trascurato. La notte infatti è successo che gli equipaggi della motovedetta, ma non solo, il personale che avevamo coinvolto per far fronte all'allerta meteo, no? Perché abbiamo seguito passo passo con i vari comuni e con la protezione civile regionale, abbiamo quindi richiamato delle altre persone che di fatto sono andate a rinforzare l'assetto di guardia quotidiano. Queste persone sono state determinanti, perché grazie a queste persone, a questi militari, siamo riusciti, anche utilizzando non soltanto i nostri mezzi, ma anche dei mezzi privati, e ora spiegherò il perché, a trarre in salvo su Santa Margherita Ligure 6 persone e
Invece nel porto di Rapallo, unitamente a una squadra dei Vigili del Fuoco, dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, 22 persone. Abbiamo fatto ricorso anche a mezzi privati perché molti si saranno chiesti ma come mai la motovedetta, la Charlie Papa 883, non ha mollato gli ormeggi? C'è un motivo. Il motivo è che, essendosi strappati numerosi ormeggi, erano presenti tante unità di porto, ma anche pescherecci alla deriva, e di fatto era necessario, per poter raggiungere coloro i quali richiedevano soccorso, navigare effettuando una sorta di slalom tra appunto le unità alla deriva stesso. Questo tipo di attività poteva essere fatto soltanto con unità più piccole, quindi erano molto più performanti il battello veloce piuttosto che il piccolo gommone rispetto a una grossa motovedetta, perché aver impiegato una grossa motovedetta avrebbe comportato innanzitutto un rischio per l'equipaggio, un rischio per il mezzo stesso e quindi poi l'impossibilità di raggiungere l'obiettivo principale di trarre in salvo le persone che si trovavano in difficoltà. Certo. Quindi ritengo che... Le era mai capitato di... No, assolutamente. E devo dire che nella fase, tra virgolette, preallerta, perché tra l'altro il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale è stato molto preciso, nel senso che alle 12:30 si prevedeva l'inizio ed effettivamente a quell'ora ha iniziato con la pioggia. Dopodiché abbiamo avuto una sorta di tregua e dalle 17:30 fino alle 3 del mattino circa la mareggiata ha fatto il suo effetto senza sosta. E durante questo periodo di lotta continua abbiamo posto in essere, in piena sinergia con i volontari della Protezione Civile, la Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine, quindi i Carabinieri, un'attività preventiva, cioè abbiamo cercato di disincentivare non soltanto i curiosi ma anche coloro i quali hanno disperatamente fino all'ultimo momento tentato di trarre in salvo la propria unità, sia essa da diporto piuttosto che un peschereccio. E in quella fase, per rispondere alla sua domanda, qualche pescatore anziano, perché poi le vere fonti attendibili sono loro, no? Perché poi per lavoro escono con qualsiasi tipo di mare, qualche pescatore più anziano mi ha detto appunto, comandante, una cosa del genere non l'avevamo mai vista. Quindi ecco, un'affermazione del genere dà ancora di più il peso della drammaticità e della violenza della mareggiata stessa. Ma nonostante ciò, ripeto, io ho avuto modo di sottolineare più volte come la mareggiata ci ha levato sicuramente, ci ha privato dei nostri uffici, ma non della nostra dignità, della determinazione e della forza di raggiungere l'obiettivo principale di trarre in salvo le vite umane, come sottolineava prima l'assessore Gianpedrone. Bene, poi arriveremo a parlare anche dei provvedimenti che avete firmato in queste ore. Adesso ci spostiamo a Lavagna perché siamo in collegamento telefonico con il commissario straordinario Marco Serra. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, le volevo chiedere anche per quanto riguarda il comune di Lavagna, anche in base ai sopralluoghi che avete svolto dopo l'ondata di maltempo, quali sono a vostro avviso le problematiche più gravi e le situazioni da risolvere? Naturalmente io parlo facendo riferimento ai beni comunali, certo. Comunque sotto gli occhi di tutti i danni che hanno subito purtroppo i vari stabilimenti balneari, ma questo è un discorso a parte. Sicuramente rispetto a quello che è successo a Rapallo, a Portofino, che è sotto gli occhi di tutti, Lavagna in qualche modo è stata risparmiata. Nulla toglie però il fatto che ci sono stati anche dei danni, diciamo soprattutto lungo il tratto di passeggiata. Ci sono stati dei cedimenti all'altezza di cavi, presso a poco i bagni Aldebaran, ci sono stati danneggiamenti ai box di Piazza Milano, lì ci sono dei locali, ci sono anche dei bagni pubblici, la sabbia ha invaso i locali, quindi si tratta un po' di ripristinare l'uso dei locali. In quello stesso luogo ci sono stati dei danni ai quadri elettrici, c'è stato anche un principio di incendio, poi ho domato subito. Se vogliamo quantificare i costi della passeggiata di questi cedimenti stiamo oltre 100.000 euro. Poi possiamo dire che ci sono stati dei danni per le scuole medie d'Ognocchi e anche danni alla copertura dell'asilo nido.
Sì. Poi altri danni dovuti a caduta di alberi, quindi si tratta di ripristinare anche questi luoghi, danni a punti di pubblica illuminazione. Ecco, ma credo che... Commissario, scusi, sì. c'è la necessità, ci sembra di capire anche da alcuni spettatori che ci scrivono, di ad esempio entrare con le ruspe per poter ripulire alcune zone colpite dalla mareggiata, soprattutto le spiagge. Lì si può trovare un accordo per riuscire a fare questi interventi? Guardi, entro domani gli uffici tecnici finiscono di stimare i danni in modo preciso e Sì. verranno mandate poi in regione. Per quanto riguarda poi, bisogna dire che danni consistenti ci sono stati ai pennelli. Qui dovremmo aprire un capitolo a parte, perché lì gli interventi sono molto più cospicui. Stiamo parlando oltre 500.000 di danni per ripristinare in qualche modo i pennelli. Sappiamo l'utilità dei pennelli anche per evitare che mareggiate future creano ulteriori danni agli stabilimenti. E come commissione straordinaria potete fare qualcosa nei prossimi mesi? Naturalmente la situazione finanziaria dell'ente non ci consente di fare grosse cose. L'impegno che possiamo prendere è di fare le segnalazioni alla Regione. So che a breve, forse proprio durante questa settimana, è previsto anche una visita del Presidente della Regione Toti, e noi ci faremmo carico, insomma, di rappresentare quelle che sono le esigenze del Comune di Lavagna. Certo. Grazie commissario. Io colgo l'occasione, Sì. 10 secondi, per rappresentare che sul nostro sito istituzionale c'è un avviso in evidenza, è rivolto a tutti gli esercenti attività commerciali, ma anche privati che hanno subito dei danni. Ci sono delle indicazioni precise sull'iter da seguire. Bene. D'accordo. Va bene? Grazie allora e buon lavoro. La ringrazio, Grazie buona a lei. serata. Abbiamo sentito il commissario Licordari, ha dato un quadro su Lavagna. Come le è sembrato questo quadro di danni? Credo che forse al commissario manchino ancora degli elementi per avere un quadro più dettagliato e completo, e credo che gli uffici del Comune di Lavagna, perché comunque ci sono dei buoni funzionari, delle persone che conoscono bene il territorio, gli potranno dare una situazione più esaustiva. Io voglio dire solo una cosa, a parte che il depauperamento dell'arenile del territorio comunale è un depauperamento, una perdita economica eccezionale, perché la spiaggia è l'economia della città, perciò se perdiamo la spiaggia non c'è più economia. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, e qui ci sono le vostre immagini, le fotografie, che le strutture balneari sul litorale di Lavagna, nessuno questo ancora lo ha messo a fuoco, hanno difeso la linea ferroviaria. Se la linea ferroviaria, non risulta che ci siano altre linee ferroviarie che colleghino Roma con Milano, passando sulla costa, passano tutte da Lavagna. Se si interrompe questa linea c'è un danno di natura economica che non immaginiamo neanche, e l'assessore Giampedrone sa benissimo cosa vuol dire, perché ha vissuto in prima persona l'emergenza del Ponte Morandi. L'interruzione di una via di comunicazione importante significa centinaia e centinaia, milioni di euro di danneggiamento. La mia struttura balneare, ad esempio, è stata a difesa della linea ferroviaria. Io sono a 2 metri dalla sede della linea ferroviaria, c'è uno sfornellamento di 2 metri per diametro, si diceva. No, io sono a 2 metri d'area dalla linea ferroviaria, e i miei muraglioni hanno tamponato la distruzione della sede ferroviaria. Come lo hanno fatto i miei muraglioni, le altre strutture balneari hanno difeso comunque la linea ferroviaria. Io credo che questo sia un elemento da tenere in considerazione, perché comunque la ferrovia passa in questo territorio e ha la necessità di essere assolutamente difesa e salvaguardata, non solo per il territorio di Lavagna, ma per quello che rappresenta nella totalità e nell'insieme. Io voglio dire solo una cosa: ben ha fatto per me l'assessore Giampedrone oggi nell'incontro che ha tenuto con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Rixi, per segnalargli l'importanza di stanziare dei soldi per le difese a mare.
Ora, noi in questi giorni, il 29 e 30 ottobre, abbiamo subito quello che in altri territori poteva essere un terremoto, no? Certo. Ma noi non abbiamo avuto un terremoto sismico, cioè non abbiamo avuto un movimento del terreno, ma abbiamo avuto un danno provocato dalle onde del mare che per noi è stato il terremoto. Per una comunità costiera il vero terremoto è la mareggiata. Sì. Ecco, e noi abbiamo avuto questo danno importantissimo, perciò dobbiamo difendere in qualche modo il nostro territorio. Io voglio dire solo una cosa, quando siamo in queste situazioni non dire ma fare quando c'è di mezzo il mare. A proposito di viabilità, torniamo allora su Portofino. Col sindaco Via Cava si stava lavorando su una strada alternativa, ora sono 2, si sta cercando insomma di approntarle per l'emergenza almeno, diciamo. Sì. Ci può spiegare come funziona? No, semplice, da una settimana noi siamo diventati, io la chiamo pseudo-isola, nel senso che eravamo una penisola, adesso l'unica strada che arriva a Portofino è interrotta, spero, abbiamo avuto un incontro positivo stasera che hanno dato disponibilità per cercare di intervenire tutti uniti per sistemare questa problematica. Sono fiducioso, io credo nelle istituzioni, le sento vicine, sono quelle che mi hanno dato la forza di fare 3-4 giorni senza dormire, adesso penso di notte, fa lo stesso, e nel pensare di notte abbiamo pensato io con i miei amministratori, diciamo, l'unica via che può essere percorribile in caso di mare agitato, perché noi abbiamo puntato tutto sul servizio Battelli, che lì ringrazio, il servizio marittimo che il giorno dopo, appena il comandante della Capitaneria di Santa ha fatto controllare i fondali del porto di Santa Margherita, ha creato un canale possibile di passaggio, abbiamo controllato il porto di Portofino, abbiamo cominciato al Battelli per portare le persone, per portare i residenti, perché è l'unica via percorribile ad oggi, sicura. Poi abbiamo detto, abbiamo riperito una barca per portare la neula, cioè i nostri rifiuti, abbiamo preso da San Fruttuoso. Cioè, stiamo pensando, abbiamo fatto tantissime cose, veramente. Io con tutti i portofinesi, che sono persone che lavorano e quando c'è la difficoltà si va all'attacco. E abbiamo identificato l'unica via che c'è presente, che è una via forestale che collega Portofino con Portofino Vetta. Questa è la prima, ma questa qua l'abbiamo identificata perché per un semplice motivo, perché quando c'è la mareggiata io devo valutare la possibilità di poter, per emergenze o per mezzi di soccorso, per mezzi che servono per ripristinare il paese quando c'è il mare grosso, l'unica possibilità di passare con un portaerpiaggi, sto parlando di questi mezzi, certo, per gente e per i dipendenti del comune, cioè che portano generi di prima necessità da questo stradino. Lo stiamo solamente ripristinando, mettendo in sicurezza e puliremo poi un pochettino gli alberi che passano lungo questo tragitto. Non vogliamo fare niente di che. Stasera l'ho percorso, grazie a quello sono riuscito ad andare in prefettura. Okay? Grazie a quello. Poi, quando ci passo, penso e dico, prima di far andare qualsiasi operatore, certo, e specialmente i ragazzi, stamattina i nostri ragazzi, con entusiasmo, con grande gioia, li abbiamo accompagnati alle 7, è arrivata la Capitaneria di Porto di Santa Margherita, che ormai siamo, e con Paolo, con Carlo siamo un po' più distanti. Abbiamo creato veramente, siamo come una squadra di calcetto, ci muoviamo tutti in contemporanea. L'assessore ci aveva comunicato la previsione dell'allerta rossa, abbiamo fatto tutto il possibile per metterci all'allerta e grazie a quello, io ricordo, non è morto nessuno, non si è ferito nessuno. Okay? Poi è successo quello che nessuno pensava che potesse succedere. Col sindaco Donadoni alla sera alle 6, prendendoci insulti, abbiamo chiuso il traffico. Io credo che questa cosa qua abbia salvato delle vite umane. Ecco. Certo. Poi queste vie qua sono vie palliative in estrema urgenza. Intanto, grazie all'intervento del genio, stiamo ridando una dignità a una strada che saliva al monte, prima cosa. E l'altro è un passaggio semplice, un adeguamento con una rampa in prefabbricato da smontare quando questa emergenza... Io se ho la strada domani mattina, io ho un problema, sì, certo, signori. Io devo dare una vita e una sicurezza ai miei anziani, a quelli che vivono su Portofino. Ringrazio Sonia Viale perché ricordo in 2 ore mi ha mandato un H24 con infermiere medico a Portofino. Signori, io sto credendo a questa regione, ci credo e mi darà la forza di andare avanti e combattere per avere al più presto la strada. C'è il rischio secondo lei, a parte questo numero diciamo, di residenti che resistono e vogliono stare a Portofino, però ci sono anche tante persone che hanno dovuto lasciarla per varie necessità, c'è chi probabilmente vivrà fuori da Portofino per vari mesi. C'è un po' il rischio spopolamento di Portofino, quello che c'era già un po' prima, ora c'è questo timore da parte sua? Il nostro sogno amministrativo era di cominciare a ripopolare Portofino.
eravamo arrivati a un punto di poter quest'anno programmare una stagione invernale un pochettino più consistente, dopo gli anni precedenti già di incominciare a invogliare le persone a venire e le attività a stare aperti. Purtroppo questa è un po' la mia paura, no? Io adesso tutte le mattine sono sul porticciolo, quando partono con le valigie mi viene un pochettino da piangere, però credo che se siamo stati molto bravi, veloci a portare il gas, insomma, tutte le esigenze principali sono state risolte. Adesso io penso che la gente poi, Portofino al portofinese gli manca, il vero portofinese ritornerà presto. Ecco, solamente capisco le persone che per motivi di lavoro, sì, che per motivi con i bambini che devono andare a scuola, però stiamo cercando di dare veramente una soluzione rapida, immediata, per dire state qua, tornate, aiutateci a rimettere in piedi questo paese che è già pronto per accogliere turisti. Io voglio dire questo, i portofinesi, le istituzioni, tutti insieme, con grande forza, Portofino è pronto per poter già accogliere il turismo, perché il segnale che dobbiamo dare, oltre di avere una strada al più presto, è quello di dire che la Liguria è viva, la Liguria aspetta i turisti di tutto il mondo. A Santa Margherita Ligure invece si sta ragionando sul bilancio, su variazioni di bilancio per cercare di fare i primi interventi. Qual è la situazione? Vorrei allinearmi all'intervento del Sindaco Viacava, perché io ne condivido, come dire, la passione reattiva e anche la fiducia nelle istituzioni. Perché è vero, anche come Santa Margherita abbiamo sentito molto vicini in questo momento, specialmente la Regione Liguria, e credo che questo ci dia una prospettiva di ripartenza. Abbiamo lanciato l'hashtag Santa Margherita è già ripartita, cioè non diciamo sempre che bisogna ricominciare, che bisogna rifare, siamo già partiti il mattino dopo, cioè la mattina del 30 alle 2:30 di mattina avevano le ruspe che lavoravano in piazza e nel pomeriggio era già ripristinata una parte di viabilità, e oggi uno va a mangiare in passeggiata mare in ghiaia nei ristoranti in cui quella mattina lì c'era il fango nei negozi e le barche piantate contro i Deor. Credo che questo sia il messaggio giusto da far passare, perché dimostra anche la forza di aver fatto squadra insieme. Con Portofino ovviamente condividiamo anche parte del territorio delle esigenze, ci siamo sentiti H24 tutti i giorni, lo facciamo ancora adesso, per telefono e di persona. Credo che sia dei dati positivi che dobbiamo trarre da questa esperienza negativa. Il primo dato positivo è sicuramente la capacità reattiva che il territorio ha dimostrato. Il secondo dato positivo è la capacità di fare squadra, cioè di reagire insieme, con la Capitaneria di Porto, con tutte le squadre di protezione civile, con i Carabinieri, la Guardia di Finanza, con gli enti sovraordinati, nei rapporti fra comuni. Penso che questo sia quello di buono che dobbiamo trarre da questo avvenimento. Citava prima il sindaco Viacava quel momento in cui ci siamo sentiti di fronte a un'allerta rossa, ma nessuno avrebbe mai immaginato che capitasse questo, per decidere se chiudere o non chiudere quella strada che collegava Santa Margherita a Paraggio Portofino. A noi in quel momento è sembrata la decisione migliore, a guardarla adesso a posteriori è stata davvero una decisione beata. Ecco. Certo, ora ci stiamo impegnando sul dopo, ovvero sugli investimenti anche di spesa. Stiamo già ragionando sulle variazioni di bilancio che ci possano consentire investimenti sia in spesa corrente che in conto capitale. C'è una cifra più o meno sulla quale state Ma abbiamo abbozzato un'ipotesi che ora discuteremo in maggioranza nei prossimi giorni, ma evidentemente stiamo cercando di recuperare le maggiori somme possibili perché i danni sono enormi. Santa Margherita, come dicevo prima, ha dei danni strutturali a beni pubblici veramente esorbitanti, sui quali chiediamo poi il supporto degli altri enti, ma noi facciamo il massimo per fare la nostra parte. D'altronde devo anche dire, come sentivo prima, anticipava il signor Gianpedroni, io condivido pienamente il concetto, dobbiamo salvaguardare tutta la parte delle strutture a mare che tutelano la costa, ma evidentemente non basta rifare quello che c'era prima, dobbiamo pensare a fare qualcosa di migliore, no? Che ci dia una prospettiva, come dire, di sviluppo. Noi avevamo investito nel 2016-2017 quasi 1 milione di euro per potenziare la scogliera, per fortuna che l'abbiamo fatto, tuttavia non è stato sufficiente a evitare dei danni, forse ha evitato che fossero maggiori, ma nel momento in cui dobbiamo ripensare quella scogliera o quel molo di sopraffrutto va ripensato con, come dire, tecniche di oggi perché possa essere migliorato. Ecco, Sindaco Bagnasco, perché il problema è quello dei fondi, ma i comuni hanno anche il grosso problema del patto di stabilità. Ci può spiegare qual è questo problema e anche la sua proposta in questo senso? Sì, le mie proposte sono due, noi abbiamo studiato a fondo. Innanzitutto vorrei fare una precisazione. Patto di stabilità per i comuni virtuosi che hanno delle risorse, perché questa regola non vale per tutti i comuni, se no si fa confusione. Il patto di stabilità va bene per il comune di Rapallo. Non conosco le casse di Santa Margherita e non so se sia una soluzione idonea per Santa Margherita. Per il patto di stabilità, che io ho chiamato patto di stupidità, che è quella legge che congela con i soldi, noi abbiamo bisogno nell'immediato la possibilità dello sblocco.
Questo sarebbe già una proposta concreta con la quale ne abbiamo parlato diverse volte in tanti tavoli, anche in ANCI, in Regione. Questa è la proposta. L'altra proposta che faccio quindi o lo sblocco del patto di stabilità nell'immediato, cioè nell'immediato subito, oppure trattenere l'IMU, ad esempio, che noi versiamo, sapete benissimo che noi la versiamo al governo centrale, e per un anno trattenerla sul nostro territorio. Questa potrebbe essere un'altra soluzione, sempre per dare delle risposte immediate. E questa è un'altra proposta che ho fatto oggi al sottosegretario, di conseguenza al governo centrale. Questo perché io ribadisco che ho la massima fiducia nella regione Liguria, ma sono consapevole che anche la regione Liguria ha 300 km di costa danneggiata e per la regione Liguria ci sono delle priorità. Io sono un amministratore, lo so quel che chiedo agli amministratori, so che c'è una strada isolata, so che c'è una Liguria che sta piangendo e so benissimo che ad aprile c'è Pasqua e quindi ho bisogno oggi di iniziare ad esempio a fare un dragaggio importante del nostro porto, perché ricordo che sotto abbiamo più di 100 imbarcazioni che voi non vedete, ma ci sono più di 100 imbarcazioni che sono sommerse naturalmente nell'acqua. Infatti, assessore Giampedone, se le facciamo una panoramica sulla Liguria, perché è vero, siamo concentrati sul Tigullio, naturalmente il territorio, ma dalla Spezia a Ventimiglia quanti problemi avete calcolato? Beh, direi che ne abbiamo tanti e per vastità questo evento è irripetibile, nel senso che abbiamo veramente tutti i territori che sono coinvolti, nessuno si può chiamare fuori da questo grande evento che ha avuto tutto. Qualcuno l'ha definito la tempesta perfetta, ma c'è stata la pioggia forte, oltre 500 mm di pioggia che sono caduti, che è la pioggia di 6 mesi, e ovviamente piovuti male, nel senso piovuti in pochissimo tempo e in un arco di territorio molto circoscritto. Abbiamo avuto dei venti che hanno toccato e sfiorato i 200 km/h in città, anche in città capoluogo come La Spezia, quindi proprio veramente qualcosa di molto forte, associato a una mareggiata che è mai vista fino ad ora, associato ad altre situazioni che hanno veramente messo a dura prova tutto il nostro territorio. L'unica provincia, anche se poi saremo là nei prossimi giorni a fare il punto, che ha avuto un po' meno danni, quindi partiamo dal concetto che nessuno si è salvato, ma un po' meno danni, è forse l'Imperiese, ma da Imperia fino a Sarzana credo che non ci sia un comune che si possa chiamare fuori, e voglio dire questo perché lo hanno sottolineato i sindaci prima, credo che sia veramente fondamentale. Il rispettare le allerte meteo mette veramente in condizione i cittadini di salvarsi, poi serve una buona dose di fortuna, serve la capacità di chi senza corrente elettrica e senza più la sede operativa riesce a mettere in campo dell'azione per salvare le persone a mare, serve la capacità dei sindaci che con lungimiranza hanno chiuso una strada in anticipo sul fatto che questa strada poi è crollata ed evidentemente se qualcuno l'avesse percorsa avrebbe perso la vita o comunque avrebbe messo a repentaglio la propria vita, ma le allerte meteo oggi sono uno degli strumenti su cui noi, che siamo una regione che purtroppo è esposta prima delle altre a molti fattori in termini, come dire, di carattere meteorologico e idrogeologico, ci mettono comunque a conoscenza di qualcosa che potrebbe accadere. Allerta non vuol dire disastro, ma è altrettanto vero che quando noi emettiamo un'allerta rossa emettiamo il massimo grado di rischio su cui, come dire, sui nostri territori bisogna evidentemente valutare di intervenire preventivamente. Credo che questo sia stato capito, fa parte della cultura di protezione civile e di questo voglio ringraziare tutti gli artefici del mondo della protezione civile, che è vasto, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, le capitanerie, ma ricordo sempre che i sindaci sono i massimi responsabili di protezione civile sui territori, e sentir parlare i sindaci così questa sera credo che per me, che faccio questo difficile mestiere da 3 anni ormai e facevo il sindaco prima, è veramente sentir parlare qualcuno che capisce la nostra lingua. Ecco, i sindaci parlavano anche del futuro delle strutture. Come protezione civile, anche di fronte a questi eventi meteorologici che sembrano sempre più eccezionali, che colpiscono tutta Italia, come si fa adesso a ripensare alle nostre difese, insomma? Quindi Rapallo e Santa Margherita adesso non hanno un porto, Zoagli uguale, non ha la possibilità di difendersi.
in che modo nel futuro si può ragionare anche come regione su una nuova cultura? Perché forse adesso si tratta di ragionare su questo. Allora, guardi, io ho chiesto ai nostri tecnici, noi ci avvaliamo dalla Fondazione CIMA, che è una fondazione scientifica che collabora anche con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e sono contento di averla in Liguria, perché credo che questi eventi devono entrare purtroppo nella nostra quotidianità, sperando in una non ripetitività come purtroppo molti tecnici ci dicono, ma se questa è la portata, anche magari un po' inferiore, ma di eventi che sono veramente straordinari, dobbiamo assolutamente ripensare. Non c'è un sindaco che è intervenuto questa sera che ha detto ricostruiamo e basta. E questo credo che sia un passo avanti, lo ha detto anche bene il rappresentante dei balneatori, perché credo che sia fondamentale capire che un primo fronte difende da qualcosa che c'è dietro, c'è sempre un qualcosa dietro un primo fronte, e sicuramente noi da questo punto di vista dobbiamo avviare una seria riflessione, non mettendo davanti solo ed esclusivamente le richieste economiche, ma anche cercando di capire che da questi grandi eventi noi dobbiamo ragionare di una ricostruzione che non è solo ricostruzione, così come abbiamo imparato ormai a ricostruire i versanti facendo drenare l'acqua dove deve andare e non ricostruendo i versanti basta, così come abbiamo imparato a costruire i ponti magari facendo defluire l'acqua che passa sotto nel migliore dei modi. Guardi, le dico questo, abbiamo passato gli ultimi anni a difenderci dal nostro interno, e quindi qua ci sono sindaci che hanno avuto importanti finanziamenti regionali, perché per noi la difesa dei corsi d'acqua interni è uno degli elementi fondamentali. Il mare ci ha sempre insegnato che non è una delle situazioni da sottovalutare, a maggior ragione in questa occasione, e credo che sia arrivato il punto di fare un ragionamento a 360 gradi, anche perché, come avviene sui rivi interni, quando si interviene in mare c'è sempre da quell'intervento una situazione che va a mutare un'altra parte del territorio, e quindi fare un'attenta analisi in questo senso di come ricostruire è uno degli elementi che ho detto al sottosegretario Giorgetti questa sera, perché ha detto una cosa molto importante. È vero che non è sempre solo un tema di risorse, io sono convinto, vanno cercate, bisogna cercare di lasciare ai sindaci che hanno una disponibilità in casa, ma saper spendere queste risorse come hanno fatto per i corsi interni, perché è pur vero che il mare ci ha dato una grande prova di, come dire, coraggio e di impostazione del nostro lavoro in questa tornata, ma non è successo niente da quello che invece noi ci siamo sempre tutelati, cioè dalla parte interna, e questo per me è comunque motivo di un segnale positivo del lavoro messo in campo. Oggi lo dobbiamo mettere per le difese a mare, per le difese, io credo, spondali, che sono difese, l'ho detto molto seriamente e molto serenamente al sottosegretario Giorgetti, difese dei nostri territori e anche delle infrastrutture. Mi fa piacere che sia stato sottolineato, perché per noi quell'infrastruttura ferroviaria è il collegamento col resto del mondo, e avendo vissuto la tragedia del Ponte Morandi non posso che tutelare in tutto quello che mi è possibile, nelle mie competenze, nella mia come dire, carica istituzionale, anche l'infrastruttura ferroviaria. Allora, ci avviciniamo alla conclusione, quindi facciamo una battuta a ciascuno. Intanto vediamo due messaggi che sono arrivati da casa. Uno riguarda proprio questa questione, un po' della cultura e del lavorare. Per quanto riguarda la cittadina di Rapallo, negli anni il porto ha dato degli avvertimenti, scrive questo telespettatore. 18 anni fa c'è stata una grande mareggiata che ha procurato un bel danno. Servono dei veri geologi per trovare una soluzione, e serve un accordo tra le istituzioni per superare tutto questo. E poi ce n'è un altro che dice: che provvedimenti si prenderanno per pulire il porto di Rapallo dai detriti e come si intende procedere? Non so se qua si può rispondere. Ci mancherebbe, sono qua per rispondere, e abbiamo già iniziato a lavorare in maniera intensa. È ovvio che sono delle opere che non sono semplici, perché, come le rappresentavo prima, ci sono più di 100 imbarcazioni che ad oggi sono prive in questo momento sia di un nome che di una che sono imbarcazioni sostenute invisibili sostanzialmente. Queste imbarcazioni impediscono, o perlomeno creano delle difficoltà ai pontoni che devono inserirsi nel nostro golfo per poi trasportare le altre imbarcazioni. Io ricordo che queste opere non le deve fare il comune, ma le devono fare i privati, questo è fondamentale, e queste opere verranno realizzate, tutto questo spostamento di queste imbarcazioni, in un arco temporale tra il mese e il mese e mezzo, massimo 2 mesi, non ci dovrebbe essere più un'imbarcazione. Questo
è il cronoprogramma. E dopo lavoreremo su una bonifica, che è quello che dicevo prima, fondamentale, con tutti gli strumenti. Sapete benissimo cosa vuol dire bonifica, vuol dire prendere delle chiatte che naturalmente lavoreranno all'interno del golfo e tireranno fuori tutto questo materiale, poi naturalmente smistandolo nei centri idonei. Comandante Piras, avete firmato 2 ordinanze, possiamo dire appunto in che cosa consistono? Sì, assolutamente, sono 3 in per realtà. l'utilità, 3. Sono 3 perché 2 riguardano la disciplina della navigazione in ingresso e uscita dai 2 porti di Santa Margherita e di Rapallo, ordinanze che sono state firmate dal sottoscritto con l'obiettivo di garantire la vita dei 2 porti. Quindi sono ordinanze che non hanno interdetto i porti, ma hanno disciplinato le modalità di accesso agli stessi. Si sottolineava prima, il sindaco di Portofino evidenziava il fatto di aver individuato dei canali sicuri di ingresso, motivo per cui abbiamo fatto intervenire i nuclei dei sommozzatori che hanno provveduto a videoispezionare sia il porto di Rapallo che quello di Santa Margherita Ligure, perché ovviamente per poter disciplinare la navigazione sicura è necessario sapere esattamente dove si trovano i relitti. Quindi nelle 2 ordinanze è stato praticamente imposto a chiunque intenda accedere o uscire dai rispettivi porti di Santa Margherita e di Portofino di farlo innanzitutto in orario diurno, quindi dall'alba al tramonto, per ovvie motivazioni, perché non essendoci nemmeno i segnalamenti marittimi è necessario, per garantire la sicurezza della navigazione, poterla consentire soltanto dall'alba al tramonto. E oltre a questo è stato anche imposta la necessità di avere un'autorizzazione da parte dei comandanti dei rispettivi porti. Questo perché? Perché dovevamo garantire che ci fosse un minimo di controllo affinché durante le operazioni di navigazione, di manovra, non si creassero appunto delle situazioni spiacevoli e quindi pericolose e quindi necessarie per la salvaguardia della vita umana in mare. Oltre a queste 2 ordinanze, la terza, molto importante, che invece copre entrambe le realtà, riguarda la rimozione dei relitti. Quindi il lavoro fatto dai sommozzatori è servito non soltanto a disciplinare la navigazione, ma costituirà uno strumento importante da fornire poi alle ditte specializzate per la rimozione dei relitti, che ovviamente, come anticipava il sindaco Bagnasco, verranno attivati dai privati, perché cosa gli consentirà di poter capire già in che situazione si trovano i relitti e poter quindi individuare la modalità migliore di rimozione. Sempre nell'ottica di agevolare quanto più possibile queste operazioni, nella stessa ordinanza, quindi mi riferisco alla 310 del 2018 che ho sottoscritto in data 5 novembre, abbiamo allegato un formato appunto standard che consente a ciascun comandante di unità di avviare la procedura volta ad avere l'autorizzazione alla rimozione del relitto. Questo perché non è pensabile rimuovere dei relitti in maniera scordinata e senza un ordine ben preciso. Nella stessa ordinanza è stata, e anche nelle 2 che disciplinano l'accesso e l'uscita dai porti di Santa Margherita e di Rapallo, è stata anche individuata la parte, diciamo, di disciplina ai fini della tutela ambientale, perché tra le linee di attività del Corpo, del Capitano di Porto, Guardia Costiera, c'è anche quella della tutela dell'ambiente. Infatti non sarà passato inosservato il fatto che davanti ai 2 porti sono presenti 2 rimorchiatori. Abbiamo un rimorchiatore Bonassola, quello più grande, che fa base a Genova, e un rimorchiatore un po' più piccolo che purtroppo, non potendolo ormeggiare né nel porto di Santa Margherita né in quello di Rapallo, ho deciso di fargli fare base a Chiavari, in maniera tale da averlo nel porto più vicino. Questi rimorchiatori hanno una funzione molto importante, che è quella di garantire in primis l'approvvigionamento delle panne di tipo assorbente piuttosto che di contenimento, in maniera tale da agevolare anche i privati che poi dopo dovranno provvedere a rimuovere le proprie unità in sicurezza, ma garantendo anche la tutela dell'ambiente marino. Siamo in collegamento telefonico con Aldo Verdin degli albergatori del Levante. Buonasera. Buonasera. Perché si è parlato appunto delle categorie colpite, naturalmente c'è anche quello che riguarda albergatori, ristoratori, qui si dice insomma di mettersi subito al lavoro per poter tornare in attività come attività turistica almeno per Pasqua del 2019. Che cosa vi preme di più in questo senso? Ci vuole un'accelerata dei tempi?
Beh, in questo momento sì, ci preme, gli alberghi che sono stati colpiti, specialmente a Santa Margherita, hanno bisogno di partire subito con i lavori della ricostruzione di quello che è andato demolito. Quindi noi chiederemo una corsia preferenziale per accelerare tutte le procedure per le autorizzazioni, se sono necessarie, per portare a termine i lavori. Ecco, c'è stato anche un calo di presenze secondo lei in questi giorni? C'era il ponte di festa, molte strutture avrebbero chiuso in questi giorni in realtà. Sì, noi abbiamo rilevato un calo di presenze in confronto all'anno scorso del 40-45%, probabilmente in gran parte dovuto anche al cattivo tempo. Speriamo che poi si risollevi il discorso, il trend. Certo. Ecco, lei diceva bisogna mandare un segnale di ottimismo, ma come si può fare in questa situazione? Beh, bisogna cominciare a fare tanta comunicazione, trasmettere ottimismo, dire che siamo tutti pronti. Mi sembra che il messaggio stia già partendo in questo senso. Gli amministratori, i sindaci delle località coinvolte hanno bisogno veramente di un applauso perché si sono comportati molto bene la settimana scorsa e adesso noi siamo pronti. Gli alberghi che sono tuttora aperti sono funzionali e funzionanti al 100%. Bisogna trasmettere questo messaggio. Certo. Quindi non è cambiato nulla, al di là delle strutture bordo-mare. Bisogna fare l'appello insomma, a venire a Rapallo, a Santa Margherita, a Portofino, insomma nei comuni colpiti, perché certo, come dicevano prima che i sindaci, vediamo tutte le immagini del disastro, però le strutture sono ripartite, ci sono insomma alcune. Sì, certamente. C'è un'incognita, ma ho visto che il sindaco Viacava la sta seguendo molto bene. C'è un'incognita per la Pasqua 2019 per gli alberghi di Portofino, che loro hanno una pianificazione di assunzioni di 230 persone a marzo. Sì. Ora come ora non sanno se apriranno o non apriranno. Certo. Grazie Verdi, buon lavoro. Di nulla, buona serata. Il sindaco Donadoni voleva aggiungere qualcosa. Sì, volevo fare una precisazione rispetto, dato che parliamo di soluzioni in questo momento, una precisazione rispetto alle ipotesi che non sono state prospettate, perché a mio avviso l'ipotesi legata allo sblocco del patto di stabilità, che è una cosa sacrosanta, perché sono soldi dei comuni ed è giusto che li utilizzino i comuni, però in realtà si tratta di soldi che i comuni hanno sull'avanzo di bilancio, il che significa quei soldi che non hanno utilizzato e che sono finiti in avanzo. Recentemente sono state aperte delle porte sul patto di stabilità negli anni passati e i comuni che hanno predisposto le progettazioni le hanno utilizzate. Le ha utilizzate Santa Margherita, le ha utilizzate Rapallo, le hanno utilizzate altri comuni. Quindi noi ad esempio abbiamo utilizzato tutti i soldi che avevamo in avanzo di bilancio, abbiamo presentato le progettazioni, partecipato, usufruito degli spazi. Quindi in questo momento rispetto all'entità dei danni subiti, che ammontano a vari decine di milioni di euro, non abbiamo i soldi a disposizione. Certo. Per cui per quanto sia sacrosanto che i comuni possano utilizzare i soldi in avanzo di bilancio, dunque venga sbloccato il patto di stabilità, l'unica soluzione deve essere un'altra. Quella ipotizzata sul trattenimento dell'IMU mi sembra un'ottima soluzione. Anzi, per dare anche garanzia al governo centrale, che non è che se ne voglia abusare, si potrebbe proporre un vincolo di destinazione e nel contempo soltanto per interventi pianificati concordemente con lo Stato, in maniera che sappiano che utilizziamo l'indispensabile per rispondere alla calamità e che non ne vogliamo approfittare per fare dell'altro. Questa secondo me potrebbe essere una soluzione, in alternativa a un finanziamento ad hoc pensato per la calamità naturale, certo. Ma non il tema dello sblocco di patto di stabilità, che va benissimo ma non ci risolve il problema. Concludiamo il giro anche con Sestri Levante, perché è un altro comune che ha avuto grossi danni, soprattutto nella zona di Renà. Non è presente il sindaco in studio perché c'era consiglio comunale, c'è consiglio comunale, allora l'abbiamo al telefono, il sindaco Ghio, buonasera. Buonasera a voi. È in corso la seduta naturalmente, le chiedo velocemente quali sono le problematiche più gravi e anche una stima dei danni se l'avete fatta in questo momento per la parte pubblica.
Sì, abbiamo fatto una prima stima dei danni dopo gli allagamenti che hanno addirittura invaso il Palazzo Comunale la notte tra il lunedì e il martedì. La prima stima dei danni corrisponde a circa 4 milioni di euro come prima stima, soltanto per quanto riguarda le parti pubbliche, e in particolare le criticità più grandi le abbiamo sulla diga di Portobello, che non protegge più l'abitato, che la recente mareggiata ha colpito pesantemente, e su Renà, che addirittura ha visto riprofilarsi completamente il fronte mare, mettendo in sicurezza, diminuendo la sicurezza dell'abitato e scavando sotto la strada. Quelli sono fronti veramente che richiedono interventi molto ingenti. Poi abbiamo danni sul porto, da altre parti, ma questi due fronti, quelli della Baia del Silenzio e quello di Renà, richiedono davvero interventi molto cospicui. Ecco, sul porto ci sarà modo appunto per tornare sulla questione, perché c'è bisogno di lavori, ecco, sulla difesa mare per Sesti Levante. È una situazione ancora un po' ferma quella del porto, forse? Sì, sul porto, diciamo che il porto ha subito danneggiamenti di rifioritura della diga foranea, ma minori rispetto veramente alla situazione calamitosa che ha invaso la Baia del Silenzio, dove le case fino al primo piano sono state invase dall'acqua, hanno perso arredi, e a Riva Trigoso, dove abbiamo dovuto evacuare delle abitazioni quella notte, perché appunto le abitazioni a piano terra erano piene d'acqua. Per cui direi che quelli sono i fronti più critici. Stiamo compilando le schede per poter richiedere il sostegno per intervenire. Nel frattempo, ad esempio per la strada di Renà, stiamo già intervenendo in somma urgenza, perché altrimenti il pericolo era proprio il crollo della strada. Tra l'altro c'è anche un albergo di grandi proporzioni nelle vicinanze. E poi insomma, ho sentito diverse proposte anche portate avanti da colleghi sindaci rispetto al fatto di poter trattenere il gettito dell'IMU per poter realizzare gli interventi collegati a questo stato di calamità, e insomma su queste mi associo ovviamente, perché risorse possibili sono un'ancora di salvezza per iniziative che i comuni da soli non riescono a mettere in campo. Bene, grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Concludiamo, ancora una battuta, ricordare domani l'incontro con Scajola sulla questione dei balneari, l'abbiamo detto, quali saranno le tematiche che comunque chiederà, almeno le prime cose sul tavolo. Sì, con l'assessore Scajola domani abbiamo questo incontro per fare il punto della situazione e siamo pronti con le richieste, sapendo anche che la Regione potrà fare e si farà sicuramente carico di richieste al Governo, come ha già fatto l'assessore Gianpedrone per la sua competenza, ma ci attendiamo anche che l'assessore Scajola, che è anche il coordinatore del tavolo del demanio a livello nazionale, colga l'occasione proprio per questa situazione di particolare gravità, chiedere che il Governo intervenga al più presto per definire la questione delle concessioni a livello nazionale, perché da questo dobbiamo partire, non possiamo più aspettare tempi, lungaggini, burocrazie, perché il mare abbiamo visto che non aspetta nulla, cioè il mare se fa dei danni interviene, perciò noi dobbiamo essere anche messi in condizioni di poter rimboccarci le maniche, certo, e fare e ricostruire e migliorare, come ha detto prima qualche sindaco, non ricostruire e ripristinare, ma magari anche se ce la sentiamo di andare anche a migliorare, perché comunque i tempi vanno avanti e la richiesta, l'offerta del turismo, perché viviamo di turismo, ce lo richiede. Certo. In conclusione, assessore Gianpedrone, domani c'è un'allerta gialla su tutta la Liguria e anche un rischio per vento, quindi ancora 24 ore di attenzione. 24 ore di attenzione, e non mi dimentico che siamo all'inizio di una stagione invernale, quindi il nostro lavoro continuerà in collaborazione di tutti i sindaci che evidentemente in questo tipo di allerte mettono in campo tutte le loro capacità, le loro funzionalità tecniche. Io credo che tutti insieme ce la possiamo fare. Abbiamo messo in campo in questi giorni una risposta straordinaria, in tempi brevi, bisogna anche dire bravi quando, come dire, le cose vanno bene, sia in termini
termini di protezione civile ma anche in termini di risposta immediata. Non lo possiamo fare da soli, certamente la squadra che gioca in questo campo, cioè sindaci e regione, è una squadra molto affiatata, una squadra che non molla mai. Credo che il governo abbia capito la sensibilità in una emergenza che non è solo ligure, noi questo lo sappiamo e anzi il nostro cordoglio va a tutte le regioni che hanno patito vittime rispetto a questa grandissima ondata. Noi sappiamo che cosa vuol dire patire vittime purtroppo rispetto al maltempo, da questo abbiamo anche imparato e credo che oggi la Regione Liguria con orgoglio guardi alle proprie difficoltà pensando di poter andare avanti, facendo anche meglio di come l'abbiamo trovata, come dire, il giorno prima di questa ultima emergenza, ben consapevoli del fatto che giocare in squadra è certamente uno degli elementi fondamentali per arrivare al risultato. Grazie Assessore Giampedrone di essere stato con noi questa sera, grazie al Comandante Piras della Capitaneria di Porto, Licordari per i balneari e ai sindaci Rocca, Lizzoagli, Bagnasco, Rapallo, Donadoni, Santa Margherita Ligure, Via Cava. Per Portofino un ringraziamento anche per la vostra disponibilità a essere venuti qui questa sera nonostante le gravi difficoltà sul vostro territorio, vi abbiamo trattenuti anche oltre l'orario. Noi ci lasciamo con un servizio, ieri a Rapallo c'è stata l'occasione soprattutto per ringraziare l'abbiamo detto all'inizio di trasmissione, per fortuna nel nostro territorio non ci sono stati morti e feriti. Al santuario di Montallegro c'è stata una celebrazione e la benedizione finale con il quadretto della Vergine di Montallegro. Allora ci lasciamo con questo servizio. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento di serata. La città di Rapallo si è ritrovata di nuovo ai piedi della Vergine per una grazia ricevuta, una grazia importante, quello di non aver avuto vittime in questa ondata di maltempo. È stato un modo però per ritornare all'origine, come lei ha richiamato? Sì, intanto la cosa preziosa è che la gente stessa di Rapallo ha intuito che nel gran disastro che c'è stato un intervento divino, perché non si sono registrate nessuna vittima e nessun ferito, nessuno e questo, come dire, per la gente di Rapallo è stato un segno di una protezione della Madonna. Mi hanno detto ci ha portato via le cose ma non ci ha portato via le persone, e poi ancora mi hanno detto ci convochi su a Montallegro perché dobbiamo ritrovare il senso del nostro essere città unita. In un momento anche di smarrimento, come può essere quello di un grave evento come quello accaduto, lei ha dato 3 coordinate che poi venivano anche dalla parola del Vangelo, riferendosi in particolarmente a 3 parole. Quali? Dunque la parola unico, amerai il Signore tuo Dio è l'unico Signore, poi la parola tutto, lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e la parola come te stesso. E su questo ho provato un po' ad attualizzare la parola di Dio nel contesto di oggi. Considerare le cose che abbiamo e le persone che ci circondano noi stessi come unici e irripetibili, come con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra attenzione, con tutto quello che siamo, con tutte le nostre forze, ho chiesto di non dare i ritagli ma di dare proprio tutto, imparando dal Signore che tutto ci dona, il suo corpo e il suo sangue, e poi ho provato a capire per me stesso e per la gente che cosa voglia dire che dare agli altri e dare a se stessi, quindi il come di fatto è un guadagno. In quel tutto c'è anche un tutto che qualcuno ha perso, tipo il lavoro. Assolutamente sì, noi siamo capaci semplicemente di vedere la copertina, di vedere l'apparenza, di vedere la ricchezza della città, e penso anche a Santa, e penso anche a Portofino e a tutto, come dire, il mondo che in qualche modo gravita, però al di là della carta patinata ci sono delle famiglie che invece, come dire, per loro quello è il tutto della loro vita, in questo momento gli è stato portato via, quindi ci vuole una grandissima sensibilità che la gente in qualche modo chiede. E poi ci sono altre 2 parole per ripartire ora. Sì, ascolta e amerai. Ascolta è quasi a dire mettiti in ascolto di quello che sta succedendo. In questo momento la città di Rapallo chiede di essere ascoltata anche nei loro drammi, anche nei loro dolori. Questo credo che sia un atteggiamento assolutamente importante da potergli restituire. E poi amerai. E ho voluto cogliere il verbo al futuro, come dire, non è vero che non l'abbiamo fatto, ma da domani lo dobbiamo assolutamente fare, tirarci sulle maniche le istituzioni, la Santa Madre Chiesa, la Caritas, i volontari, i cittadini, i vicini di casa e quant'altro, ed esserci per gli altri.